Francisco Cilocco, eroe patriotta de sa sarda rivoluzione. So 28 arvili in sulla nostra si vesta da sa diessa Sardigna. Questa data è seti a sceverà de sa regione Sardigna in arregoto de sa sarda rivoluzione quando dottor Sardus si voleva esauso contro il Savoias. Festare questo acontecimento è importante in meda, non solo può verificare coscienza e sardos di appartenere a una nazione che in suo corso del secolo ha attento un montone patriotta che hanno lottato e guerrato fino a sa morte per la libertà di sua, ma per conoscere e imparare sa storia nostra. Uno dei protagonisti principali di sarda rivoluzione de sicuro è Giovanni Maria Angioi, ma due de periatros eroes per spago nottos avia scarescius ci su proprio antiona un contributo importante a sa lotta antifeudali per a costitu de sa vita in solo. Uno di questi eroi è Francisco Cilocco, un patriota, cio e tutto e su simbolo della resistenza del sardos a sa tirannia. Francisco Cilocco fu nasce un casseddo su 20 e mese idas del 1769. Fu un notario repubblicano antifeudale e antipiemontese. Su carattere, su forte e sicuro, su carisma, su intelligenza e dar buonas di oratore, diventa portato a essere uno dei principali autori del suo movimento di liberazione nazionale di Sardegna di questo tempo. Fu un uomo che non si va a corrompere e che non si indiada, poiché sa vita patriottica sua fu pura e singilla. Isso puro gli appicava parte sa polottos antipiemontesos de su 28 arvili de su 1794, quando tutti i piemontesos ci si cattanta in Sardegna per su accappiaus, impresionaus e bocaus a suone tromba de s'isola. De questa data Cilocco gli ha cominciato a tenere una parte importante in sa sarda rivoluzione. In su mese ides de su 1795, su 27, difattisi, pare secondo un altro eroe nazionalizzato, Gioacchino Mundula, comanda da un esercito di 13.000 persone che niente de tutto sul locutoro e pone da sotto assedio Sassari per morire di impressionare il sfeudatario ci si tanta in sa cittadi. Grazie a s'aiuto del massaios sassaresos, li zappatori, i sportalici del murus cingiriante sa cittadi, vrtissetius spranciaus a pussi de guardir de assedio. Cilocco fu stato un riccio di popolazione da Saresa in Posta Nova, ma escanis pappadores piemontesos incidentavatta si vuiri sa notte innantisi, colando vatto de scamminellos sotterranei ci colanta tutte sa cittadi. A Sacoa commenti su sottosu, sa rivoluzione fu andà male, es protagonistas des avolottos, is patriotas sardosu, volentistius totus perseguius del sordaus piemontesos, comandaor de Placido Benedetto de Savoia, conte de Moriana, e de ufficiale de Sardigna, Carlo Ferocce, tutti ridusu, frati scarralici de su re Sardigna, Carlo Emanuele IV. A Piffesa con che Cilocco spiemontesos di antagosto un taglione dei milliscutus e pocussu vocicao e apprettao che a Sirvone. In su mese lampadas de su 1812 circa da de vari s'ultimo sforzo per formare sa Repubblica Sarda indipendente. Pares con su patriota Francesco Sannacorda medasatro de Serraus armaus ci lompianta de Corsica voder barcao a Soscoriu a preso de sturre de guardia de Vignore all'Angosardo per desoccupare. Ma per morire di un bandio gaddureso ci dosia traiciusu, un certo mammia, per questo tentativo vod andau male. Su prima a perdere sa vita fu settiu Sannacorda, ferto der ballas a sparasa del sordauro Savoiardos. Cilocco fu settiu acciappao su 25 mesergiolas, ma gli adesso settiu melos ci se morto, poiché tutto questo ci non morianta su campo e battaglia e niente torturaus fino a sa morte. A Cilocco difatti si diventa capiao una varghedisi, a suo trunchio una matta, ce ne potre buffari e manco a pari. Poi diventa portato a sa brallina a Tempiu, se ci impizzino bessiuru, può essere vituperiao e scutto vatte cammino de sa gente. De Tempiu ci diventa accompagnato sempre a calar de vussi a Beffasa fino a Sassari, accanto diventa vatto su dibattimento.
In questa città accanto moi puru si costuma da annarri vorrassimmu la fine di Checco fu derribato su 9 agosto del 1812. In tribunali su giudici diedonau sa condanna massima, sa pena e morte. Prima de dociri però si deve volenti vengiare su checcanisi. Su giudici di fatti si diede condannau a sa tortura de su cannau, destonalla sa tenta san fuoco e sa fustigazione. Sa tortura de su cannau o de savuni consistia ad accappiare il manos a pala e a tirare in alto con una tesola e poi ad scappare tutto paresi con una scutta a vorte, potendo scollocare tutto il mermo sui sartisi. Sa condanna de stanalla vuol dire consistia di passare sferro su tutta sa carena a desegare in un cone carri a saia, prima il fimingionese, poi zungresa, a puzzisi, il didusu e sa vezzaia. Sa fustigazione consistia ad acciottare con una tiraonnica in tessia de prummo scindiscravata a sapere a zappolisi. Ma tutto questo è piemontese sono dir bastata. Difattisi, a pussisi de essere stati un morto a bruciau e su ciniso su spainau a suentu, e piemontese in dianto Dio sa con che cilocco e dianta piccà in sintra e sassari in posta nova, commente melezzu posatru sardusu ci solianta ribellari a suo potere costituiu. Vudi su 30 agosto di su 1812. Francesco Cilocco tenia da 33 anni e via. Questo patriotta, a proprio del 2 secoli de sa morte sua, nos ha lasciato un'eredità in manna, s'amore per sa libertà. Nos, sardusu, e os ha depre sempre onorari e tenere a mente su sacrificio di costumi mannu de Sardigna.